Come fa chi è nel sottomarino a capire che cosa succede sulla superficie? Utilizza uno strumento che si chiama periscopio. E quindi, visto che concludiamo la parte di scienze, guardate questo filmato. Ciao ragazzi! Oggi scopriremo come costruire un periscopio. È uno strumento molto utilizzato che consente di osservare oggetti da una posizione senza visibilità diretta, sfruttando il principio della riflessione. Ecco che cosa ci serve. Avremo bisogno di 2 specchi, un goniometro, una scatola per le scarpe e delle forbici. Tagliamo il cartone facendo dei fori nei lati lunghi della scatola, il primo foro su un lato, l'altro foro sul lato opposto. Con l'aiuto di un goniometro poniamo un segno sui 45 gradi. Prendiamo ora i nostri specchi e li fissiamo sopra al segmento segnato in precedenza. Osservazione! Guardando da uno dei 2 fori, vedremo qualsiasi oggetto posto davanti all'altro foro, anche se non si trova esattamente davanti a noi, cioè in visibilità diretta. Come sappiamo, il raggio di luce viene riflesso dagli specchi. Avendo disposto questi specchi con una angolazione di 45 gradi, possiamo quindi vedere l'immagine riflessa che altrimenti non sarebbe visibile ai nostri occhi. Questo strumento è molto utile in diversi ambiti. Ad esempio, è usato nei sottomarini per consentire di vedere che cosa succede a livello del mare da parte di un operatore posto all'interno di un sommergibile ad immersione. Costruisci il tuo periscopio e al prossimo video! Allora avete anche una roba di banda da fare nel pomeriggio, costruire il vostro periscopio, perché no? Allora abbiamo visto il nostro bellissimo esperimento prima con il professor Paschetto che ci ha